Un progetto di raccolta fondi denominato proprio Il mondo ha bisogno delle donne. Il mondo ha bisogno di tutti noi per fare un'attività di conoscenza e diffusione di tutte quelle buone regole che servono per fare in modo che ci sia un'attività di prevenzione in situazioni come quella che oggi ci occupa sull'endometriosi. Di fatto noi ci troviamo molto spesso ad affrontare dei problemi intimi, personali nel silenzio. L'associazione regionale invece è un approdo sicuro per tutte le donne. E questa iniziativa della DESPAR appunto inizia il 20 febbraio su tutti i punti vendita del territorio del Friuli Venezia Giulia, compreso fino al 7 marzo. È per questo che diciamo che siamo così da 20 anni, stiamo portando avanti questa tematica perché è davvero non considerata. Un'altra iniziativa, noi siamo orgogliosi, sono ormai moltissimi anni che in questo periodo DESPAR sostiene iniziative dedicate a temi importanti per la donna. Quest'anno abbiamo deciso di sostenere la tematica dell'endometriosi, questa malattia invalidante che è conosciuta da pochi, perché è giusto che si alzi un faro verso questo problema affinché si possa intervenire. Non diamo per scontato la presenza delle donne quando ipotizziamo che il 10% di loro soffrano di una malattia così terribile. Io oggi vorrei ringraziare veramente il gruppo DESPAR perché questa importante iniziativa di sensibilizzazione, oltre che di raccolta fondi, permetterà a molte di noi, di sapere di più, di sapere che questa patologia esiste e non è un problema personale privato solo di chi soffre, ma è un problema collettivo che la collettività deve affrontare.